Joe. Ehi Ste, non ce la faccio più. Stavo ascoltando un po' di rock pesante e Maria mi ha fatto mettere musica leggerissima. Ma chi comanda in Sicilia, l'uomo o la donna? Joe, è complicato. Per spiegartelo mi dovrei trovare con una band che mi fa un sottofondo allegro ma non troppo. In che senso? Chi comanda in Sicilia, l'uomo o la donna? Domanda a cui da sempre cerchiamo una risposta. Ricordo che una volta alla domanda chi comanda in Sicilia, l'uomo o la donna, mio nonno rispose: in Sicilia comanda Freud. Noi tutti pensammo che mio nonno fosse stato preso da una botta di sole. Ho detto: nonno, Freud. Mio nonno mi guardò e mi disse: un giorno capirai. Io devo confessare che ancora non ho capito, ma forse basterebbe ascoltare storie di vita quotidiana. Quest'anno a San Valentino un mio amico mi fa: Ste, io per San Valentino voglio fare una sorpresa alla mia ragazza, cosa posso fare? Ho detto: vuoi fare una bella sorpresa? Lasciala. No, questa me l'ha fatta lei l'anno scorso. Vabbè, allora tu fatti trovare a letto con un'altra. Se no, anche questa me l'ha fatta lei l'anno scorso. Che uno dice: com'è che non t'ho visto da Barbara D'Urso? Altro che Freud. Dice: ma che fa? Provo a prenderla per la gola. Certo, io ho detto, lei ti prende per il culo e tu la prendi per la gola. Dice: sì, ma senza spendere troppo. Ho detto: vabbè, allora niente al ristorante, comprale una borsa. No, costa troppo. Le rose? No, le rose costano tantissimo. Ho detto: allora fa una cosa, compra un mazzo di crisantemi e le dici: amore, ti amo da morire. Chi comanda in Sicilia, l'uomo o la donna? Anzi, chi cucina meglio in Sicilia, l'uomo o la donna? Sentivo una discussione tra una coppia di amici miei e lei: guarda questo, mi trova sempre un difetto, ma roba da matti. E lui: certo, perché ormai in cucina ci deve stare l'uomo che mette la tecnica. E lei: no, la donna mette il cuore. Uomo, donna. Vedi tu, polpette al sugo come quelle che ho fatto io non ne hai mangiato mai. E lui: sono buone, per carità, ma no come quelle che fa mia madre. Chi comanda in Sicilia, l'uomo o la donna? Ricordi di famiglia? Una volta si discuteva, mio padre diceva: la pasta alla norma si fa con pomodoro, melanzane e caciocavallo. E le sue sorelle insistevano: ma che dici, si fa con la ricotta salata? Ma quando mai, non ne capita niente, col caciocavallo. Insomma, siccome non c'era internet e non c'era controprova, a un certo punto mia madre pose fine alla discussione dicendo: ha ragione mio marito, si fa col caciocavallo. Visto l'autorevole intervento di mia madre, la discussione finì. Il giorno dopo mia madre si presenta a tavola con pasta alla norma, pomodoro, melanzane, prende un pezzo di mezzo chilo di ricotta salata e gliela grattugia sul piatto a mio padre. Mio padre: oh, ma che stai facendo? Mancia. Ma se l'hai detto pure tu ieri che ci va il caciocavallo? Sì, non farete fare mala figura davanti a tutti. Mangia. Chi comanda in Sicilia, l'uomo o la donna? Questo in effetti sarebbe un bel teorema da risolvere. E in effetti un secolo fa già Freud diceva: tutto gira intorno al sesso. E allora chissà che forse mio nonno non aveva ragione. Ma questi teoremi, oggi Freud ne avrebbe tantissimi da risolvere. Ad esempio, fa più impressione un uomo depilato senza un pelo o una donna con la cravatta? Boh, chissà quale sarebbe la reazione di mio nonno davanti a uomini senza un pelo, quasi come dei polli pronti da fare allo spiedo. Non lo sappiamo, ma una cosa è certa: che se una donna può fare a meno della cravatta, un uomo non può fare a meno del pelo. Quindi, chi comanda in Sicilia? L'uomo o la donna? Aveva ragione mio nonno. Teorema dimostrato. In Sicilia comanda Freud. Joe, in Sicilia comanda Freud. Freud? Ma hai preso una botta di sole? Joe, un giorno capirai. Spero.